buonasera a tutti amici azzurri, è sempre Forza Napoli, voglio sempre comunque e dovunque perché tutto il resto è sempre munnezza, sempre. Voglio che grande partita ha fatto il Napoli, grande, lasciamo stare il risultato ma ha fatto una grandissima partita in Napoli, bello, tocco 1-2, bello, devo dire la verità, sono soddisfatto, proprio bello, mi è piaciuto un grande Napoli, ovviamente non possiamo vedere il risultato perché si scambiavano i cambi a viceversa, Cavani, Hamsik è uscito, entra Mertens, diciamo che il risultato non conta, però ho visto un grandissimo, ma grandissimo no, così mi piace. E ancora una volta Koulibaly mi ha dato la conferma che è un grande giocatore. Ecco, un altro grande acquisto che ha fatto Aurelio De Laurentiis, quelli che adesso lo stanno criticando e ci mancano 18 giorni alla chiusura del calciomercato, perciò prima di criticare aspettiamo la chiusura del calciomercato, ma secondo voi no? Io voglio dire una cosa, ma secondo voi vi sembra normale a buio che se ne sta per andare Gargano? Vabbè, se n'è andato Berami, forse se n'è andato anche Zemail, Fernandez sta più alla cacca, ci manca solo l'ufficialità, ma è più del Schwenzi, come si chiama, con 10 milioni di euro. Ma secondo voi no? Il Napoli fa tutte queste uscite e secondo voi il presidente non accatta nessuno? Facetemi, secondo voi non accatta nessuno? Perciò è assurdo, capite? Criticarlo alla fine è proprio assurdo. Perciò aspettiamo questi 18 giorni che si chiude il calciomercato e poi dopo magari fare la critica. E io sarò il primo, perché giustamente non andiamo bene così. Però stasera ho visto un grandissimo Napoli. Tocchi 1-2, pa, 1-2, pa, bene. Mi è piaciuto proprio molto. Poi stasera sono ritornati due ex del Napoli. Beh, raga, allora, ma voglio dire una cosa ai tanti tifosi, ai tantissimi tifosi che mi seguono. Allora, io se stavo a San Paolo, purtroppo non c'ero, e l'ho seguita tramite streaming i miei canali, che vi invito a tutti, ovviamente quando, se volete, entrate sul mio Facebook, io lo metto pubblico proprio, voi cliccate e vi vedete lo streaming, si vede proprio benissimo. Poi sparagniamo sto 10 euro, ma che ce ne può. Perciò anche per quanto riguarda lo streaming, anche per i preliminari di Champions, sarò sempre presente. Poi ritornando al discorso dei due ex, beh raga, si sapeva che Cavani veniva fischiato e Lavezzi no, ma per un semplice motivo. Lavezzi non ha mai fatto una dichiarazione inopportuna ai confronti dei napoletani e di Napoli. Cavani invece no, Cavani l'ultima dichiarazione si è un po' sporcato la bocca su Napoli e sulla città di Napoli. Allora è vero che noi siamo molto assillanti perché amiamo i nostri idoli, non li tartassiamo, ok, e non va bene, dobbiamo migliorare su questo, ok, però neanche una parola di ringraziamento perché è diventato Cavani, no, non esiste proprio, perché noi dobbiamo molto a Cavani, ma Cavani deve molto anche a noi, perciò io se stavo al San Paolo, esattamente, da un lato l'avrei applaudito come un grande campione è quello che ha fatto per il Napoli, quello che ha fatto per il Napoli, attenzione, però e da un lato l'avrei proprio fischiato fino alla fine, ma vi ripeto, per un semplice motivo, perché un momme non mi merda, punto, per come si è comportato, perché un giocatore, è vero che sono quasi tutti mercenari, però un giocatore che dice io lascio Napoli solo perché se mi chiami Real Madrid, ok, è la squadra che ho sempre sognato, vabbè, giustamente, e poi te ne vai nel Paris Saint Germain per soldi, no,
questo è tradimento, è un'infamità. Perciò alla fine noi napoletani ci siamo sentiti traditi e perciò alla fine i fischi si li ha meritati. Poi un'altra cosa, Cavani, carissimo Cavani, è inutile che istica. Ma giustamente stanno dicendo che vergogna, allora è vero, allora io da un lato l'avrei applaudito come vi ho detto, da un lato l'avrei fischiato, per questo semplice motivo che vi ho spiegato. Come campione al massimo l'avrei applaudito, ma con Mo è zero, è un bluff con Mo, e l'avrei fischiato. E poi ad istigare a noi tifosi in casa nostra, facendo così, alzati i fischi. E si è condannato, infatti il secondo tempo, però non va, l'ha cambiato, ha fatto benissimo, anzi ha fatto benissimo fino a un certo punto, perché mi ha perso la partita, è segnato pure la Zingare Ibrahimovic. Però è stata una bellissima partita, ovviamente puntualmente il nostro Higuain, Merte Insigne ha fatto pure una bella partita. A me sinceramente, ditemi quello che volete, a me Hiller non mi piace perché non mi piace, ho la mia preferenza, non mi piace. Allora, che la vota con Carlo Dico, beh, dica, vado alla pastetta, ma non mi piace, sbagli troppi passaggi, eccetera. Però cerchiamo di fare piacere, se è stando Napoli cerchiamo di fare piacere, poi alla fine devo amare la maglia, non il giocatore. Basta che gioca bene, perché se non gioca bene per me è sempre una chiave. Perciò, io vi saluto e con un grande forza Napoli, siamo uno squadrone che sta. Ciao amici belli, è sempre e solo forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto è monnezza e sicché bene. Ciao belli.